Stava per salire a bordo di uno scooter rubato quando, vedendo i carabinieri, ancora col casco in testa, ha cercato di cambiare direzione. Fermato dagli uomini dell'arma, un diciottenne di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, perché ritenuto responsabile di ricettazione di un motorino. La pattuglia stava controllando le strade del comune della cintura padovana quando è arrivata una segnalazione da parte della centrale operativa di un motorino parcheggiato in via 25 aprile che risultava rubato a Stra in provincia di Venezia lo scorso 21 maggio. Giunti sul posto hanno notato il diciottenne con ancora il casco in testa che si allontanava dal mezzo alla vista dei carabinieri. Il giovane non ha saputo dare una giustificazione plausibile al suo strano comportamento. Il motociclo è stato quindi restituito al legittimo proprietario, mentre il diciottenne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.